Buona Padania e buona Benacchia da Andrea Rognoni. In via eccezionale Arte Nord il martedì, ma solo per questa settimana, perché sabato prossimo c'è una trasmissione speciale dedicata agli alpini. Oggi parliamo però appunto di questa polemica, i primi minuti, tra Sgarbi e il grande Marcello Veneziani. Grande anche Sgarbi certamente, ma i due stanno dandosi le botte a suon di parole, anche cinquecentesche, da parte di Veneziani, di cui appare una lettera dall'aldilà firmata Leonardo, in risposta alle critiche che aveva fatto Sgarbi sulla figura del noto pittore, anziché ingegnere, di cui si celebra il 500 anni dalla morte. Una breve nota prima su Evita, e poi vi rimando tra 10 minuti, poco meno, a una intervista al dottor Luciano Antonelli sull'Europa, sui problemi dell'Europa, la crisi dell'Europa tra equilibrio ed egemonia. Quindi puntata ricca, che in via eccezionale va il martedì, ma così non è stata una scelta sbagliata questa volta, perché impazza la polemica proprio fra i due colossi della critica attuale. Evita Peroni invece era nata 100 anni fa. Brevemente la figura di Evita Peron: direi che si tratta di una figura importante, significativa, anche se la sua breve vita non ha detto più di tanto dal punto di vista delle innovazioni generali. Certo, il peronismo è un fenomeno particolare alle quale lei ha contribuito. Quindi 100 anni fa nasceva una persona, poi morta a 33 anni, moglie del più noto marito, ma compartecipe di un fenomeno che viene bollato in maniera molto beluina come populismo, ma in realtà era qualcosa di diverso, sicuramente di diverso dal populismo attuale o dal neopopulismo europeo di questo passaggio d'epoca che tutti stiamo vivendo, perché era qualcosa di tipicamente sudamericano come impostazione, come modo di essere, come modo di fare. Ella, Evita, poi interpretata nel cinema da Madonna in un noto film degli anni 90, volle così sdoppiarsi un po' di destra, un po' di sinistra, nel accontentare le esigenze sempre molto stravaganti e particolari del popolo argentino. Naturalmente il generale Perón aveva bisogno di una compagna di questo genere, che insomma ha fatto in modo che si divulgasse non solo in Sud America ma in tutto il mondo questo strano particolare verbo di Evita, che era fatta di solidarietà che andava al di là di qualsiasi ideologia, partendo però da un'impostazione, una strutturazione dello Stato argentino di allora, siamo negli anni 50, che è sostanzialmente di destra come mentalità e come prospettiva. Però appunto la particolare attenzione che lei ebbe nei confronti degli ultimi fece in modo che anche il peronismo non è mai stato condannato, secondo la solita vulgata becera, come fascismo o neofascismo. Tutta da rivedere comunque la figura, che nacque appunto 100 anni fa esatti, anche perché la Padania non è estranea a tutta la vicenda, in quanto perlomeno post mortem ha tenuto per 10 anni a Milano la salma della povera Evita, che poi è stata riportata con tutti gli onori in Argentina. Avremo modo comunque di ritornare su questa singolare figura. Allora, oggi sulla Verità Veneziani risponde a Sgarbi, perché Sgarbi si era permesso, secondo Veneziani, di dire sostanzialmente che in questi giorni in cui si celebra la figura del Toscano, di dire che tutto sommato era piuttosto stravagante, è un fannullone di talento, l'ha chiamato Sgarbi, ha chiamato Leonardo un fannullone di talento che insomma faceva tante cose senza poi concluderne nulla in maniera definitiva.
La risposta, un po' piccata ma ironica, in stile cinquecentesco, un italiano cinquecentesco, viene oggi appunto da Marcello Veneziani, ma che si firma Leonardo, direttamente Leonardo da Vinci, il quale appunto non so se è passata poi in rassegna stampa stamattina, comunque senza stare a perdere altro tempo, in buona sostanza si rivolge contro Sgarbi perché secondo questo novello Leonardo, che sarebbe Marcello Veneziani, in pratica non si può pensare che opere come l'Ultima Cena non siano dei veri e propri capolavori, e che l'uomo vitruviano non sia una delle più grandi invenzioni di tutti i tempi. Certo, sostiene in pratica la tesi di Veneziani, è vero che allora tutto quello che veniva fatto non poteva essere capito e compreso, ecco perché poverino Leonardo fu costretto a fare 10.000 cose, il tutto e il contrario di tutto, insomma, finendo poi tra l'altro di essere accusato per i suoi gusti sessuali che non sono certi, dice Veneziani, perché nulla è certo e oggi non lo sarebbe a maggior ragione in tempi di Gay Pride. Insomma, la polemica sta divampando e due pezzi da 90 come Veneziani da una parte e Sgarbi dall'altra, tutte e due personaggi che stimiamo complessivamente al di là delle loro delle loro brutte espressioni a volte o eccessive scazzature, direbbe un certo linguaggio non propriamente padano, ma io penso di essere a metà del guado. Se qualcuno di voi ha sentito la mia trasmissione di sabato su Leonardo, ho detto che in parte è stato anche un pasticcione, ma un pasticcione di genio e di qualità. In buona sostanza è vero che poi alla fine Leonardo non concluse nulla di così drastico e definitivo, ma è anche vero, come sostiene Marcello oggi sulla Verità, che in realtà allora era un po' presto per arrivare a ipotizzare un mondo che poi in realtà si sarebbe presentato in tutti i suoi aspetti proprio secondo le profezie dello stesso Leonardo. E qui ricorderete, quelli che hanno sentito sabato, l'intervento di Beppe da Casale, che sosteneva appunto giustamente che era così proiettato nel futuro che nessuno lo poteva comprendere allora definitivamente e integralmente. Concordo peraltro con Sgarbi sullo scetticismo nei confronti della Gioconda, perché Sgarbi ha definito la Gioconda non una pittura, ma qualcosa che vive autonomamente, che non ha bisogno neanche del pittore e che quindi di per sé non può essere considerata una vera opera d'arte. Io sono d'accordo con questo, con Vittorio, mentre non sono d'accordo con Vittorio Sgarbi sulla questione dell'Ultima Cena, che giustamente, come scrive oggi Veneziani, è davvero il capolavoro per eccellenza di Leonardo, una delle opere più importanti di tutti i tempi, una delle opere più importanti a vari livelli e in varie forme, sia in chiave più cristiano-classica per la figura del Cristo coordinatore e in qualche modo anche severo giudice nei confronti del Giuda, ma anche in senso esoterico, perché non si può buttare a mare completamente tutto il filone che è passato attraverso Dan Brown, il Sacro Graal dei tre autori anglosassoni degli anni '80 e poi quant'altro. Certo c'è dentro anche molta fuffa, però attenzione, Leonardo non era alieno comunque da riflessioni, studi, orientamenti di tipo schiettamente esoterico. E anche se non era arrivato a rilanciare così una visione femminilista del cristianesimo, certamente aveva compreso quanto la figura della donna e la figura anche del femminino presente nel mascolino e viceversa fossero importanti e decisive, anche sempre in proiezione di quel famoso futuro a cui lui guardò con ansia e con gusto profetico. Quindi, come vedete, non riesco a dare completamente ragione né a Marcello né a Vittorio, è giusto che impazzi questa polemica, è giusto che oggi se ne parli, perché parlare di Leonardo è sempre parlare meglio che parlare del Grande Fratello, scusate, ma io la penso così. Adesso sentiamo se siamo in contatto
grazie al nostro ottimo regista con l'ospite. Pronto? Pronto, professore, sono prontissimo. Allora, vi presento rapidamente Luciano Antonelli, è uno studioso di storia che ha collaborato a diverse riviste locali e ha scritto alcuni libri stampati in proprio ma di ottima fattura e approfondimento, come La crisi dell'Europa fra equilibrio ed egemonia, e il secondo libretto che vi cito è Saggi critici di filosofia politica. Oggi mi concentrerei, caro Antonelli, sulla questione dell'Europa, perché insomma si avvicinano anche un po' le elezioni e noi che facciamo una trasmissione culturale vorremmo capire qualcosa di più. Ecco, che cosa ci racconta lei, Antonelli, sulla base anche di quello che ha scritto sull'asse franco-carolingio e il principio dell'egemonia, per capire un po' le basi di tutto quello che è avvenuto dopo. Prego, Antonelli. Grazie, cercherò di essere il più breve possibile, anche se l'argomento che riguarda 12 secoli di storia è piuttosto lunghino. Comunque, parlare dell'Europa e delle sue implicazioni sociopolitiche e culturali ritengo che necessiti di effettuare un excursus storico lungo e complesso che ci conduce alle origini, alle radici di tale costruzione politica. Un excursus che mette in evidenza come essa sia stata determinata dall'incontro-scontro fra il mondo romano e le istituzioni germaniche. Lo studio e l'analisi di tale contrastato connubio, se analizzato con attenzione, ci fa comprendere come la principale caratteristica che lo determina sia costituita da un rapporto dialettico fra equilibrio ed egemonia. Il primo momento di equilibrio è senza dubbio costituito dall'impero carolingio, quando Carlo Magno, alla fine dell'VIII secolo, venne consacrato da Papa Leone III imperatore del Sacro Romano Impero, governando territori che si estendevano dal Mare del Nord al Lazio e dai Pirenei al Danubio. Dopo 3 secoli di ondate successive di invasioni barbariche di ogni genere, si era costituito per la prima volta un momento di equilibrio che conveniva sia a Carlo Magno che al pontefice romano, il quale aveva tutto l'interesse a trasformare il più potente re cattolico in qualcosa che per dignità potesse collocarsi sullo stesso piano del Basileus bizantino, cioè un imperatore. La morte del fondatore dell'impero nell'anno 814 mise in luce l'intrinseca debolezza però dell'autorità imperiale sui territori da lei controllati, dal momento che Carlo Magno non poteva contare sulla struttura amministrativa che l'imperatore bizantino aveva ereditato dall'impero romano. Egli fu costretto ad avvalersi di quel sistema feudale che, pur incarnando l'essenza delle istituzioni germaniche, ne rappresentò il maggior fattore di debolezza per tutto ciò che concerneva le 2 essenziali funzioni dello Stato, ossia l'arruolamento delle truppe e la riscossione dei tributi. Diversamente dall'impero romano, inoltre, l'impero carolingio appariva economicamente sottosviluppato, basato come era su un modello sociale concentrato soprattutto sull'autosufficienza dei piccoli centri urbani e delle tenute feudali, più che sullo scambio di risorse e di commercio. Mentre Roma fu capitale di un mondo che ebbe nel Mediterraneo la sua culla, Aquisgrana fu e rimase la capitale di un impero essenzialmente continentale, con un baricentro spostato molto più a nord, un mondo basato ancora più sul baratto che sul denaro, nel quale il possesso fondiario era di gran lungo la principale forma di ricchezza e di selezione sociale riconosciute. E quindi, infatti, l'impero non durò a lungo. Dopo la morte del successore di Carlo Magno, Ludovico il Pio, i 3 figli di quest'ultimo, Lotario, Carlo detto il Calvo e Ludovico detto il Germanico, entrarono in conflitto. Carlo e Ludovico si allearono contro Lotario e la fine delle ostilità venne sancita dal Trattato di Verdun nell'anno 843, che portò a quella divisione territoriale che già configurava il futuro dei territori europei. Francia, Germania e in parte alcuni territori dell'Italia. L'equilibrio dell'impero carolingio si era disgregato e cominciarono a configurarsi quei territori che avrebbero poi costituito le future nazioni europee, dominate dalla vocazione egemonica.
Per tutto il Medioevo la società feudale, controllata dalla cosiddetta nobiltà di spada, derivante da quell'antica istituzione germanica che già Tacito definiva comitatus, e di cui fra l'altro parlo dettagliatamente nel mio testo, costituiva un contrappeso al potere dei principi di sangue reale per diritto divino, e anche questo può essere considerato un periodo di relativo equilibrio, anche se i conflitti esistevano comunque, ma si erano spostati a livello locale fra i vari signori feudali. Nella seconda metà del Quattrocento, però, con il tramonto della società feudale, cominciarono a configurarsi le tre principali potenze europee: la Spagna, la Francia e l'Inghilterra. Da una struttura di potentati feudali che limitavano il potere e l'autorità regia, si sviluppò quel modello verticistico di Stato che ancora oggi, anche se oggi è ancorato a istituzioni elettive, è presente e che Machiavelli definì come il Principato nuovo, cioè lo Stato retto da una sola persona che acquisisce il potere con la forza. La vocazione egemonica degli appena nati Stati europei si era di nuovo ripresentata, con una differenza però. E mentre le potenze continentali, la Spagna prima e la Francia poi, esercitarono la propria egemonia sul continente, l'Inghilterra era più interessata a egemonizzare il suo impero coloniale oltremare e si difese dagli interessi egemonici continentali a suo danno, sviluppando la diplomazia. Questo farà sì che l'Inghilterra percepirà la presenza di un contesto europeo più vasto più come una minaccia che come un'opportunità, e ciò fornisce una spiegazione della recente uscita del Regno Unito dall'Europa e identifica una scelta che, anziché essere frettolosamente demonizzata, come è stato fatto attualmente, dovrebbe essere invece valutata e compresa storicamente. La Germania arrivò più tardi a realizzarsi come potenza egemone in Europa, partendo dalla Prussia della dinastia Hohenzollern agli inizi del Settecento, ma guadagnando rapidamente terreno. Questo clima condurrà nella prima metà del Novecento a 2 guerre mondiali, al termine delle quali si andò nuovamente configurando una fase di equilibrio fra nazioni sostanzialmente bilanciate sia dal punto di vista economico che politico, e fu in tale ambito che nacque l'idea della creazione di un'Unione Europea. E qui arriviamo un po' ai giorni nostri o quasi nostri. Lo spartiacque che mutò i rapporti fra le nazioni europee fu la storica caduta del muro di Berlino alla fine degli anni '80. In una notte si polverizzò un simbolo che aveva tenuto separate 2 realtà che anelavano da molto tempo al ricongiungimento, almeno dal punto di vista ideale. Lo spirito della grande Germania nacque lì, fra le macerie di una barriera che aveva umiliato per decenni l'orgoglio del popolo tedesco. Ma l'impegno che i tedeschi avrebbero dovuto assumersi era enorme, in quanto l'economia di stampo sovietico che aveva caratterizzato la Germania Est aveva prodotto, dove ovunque fra l'altro si è restaurato un regime comunista, un solo risultato: la povertà. Fermo restando l'intenzione di base di pervenire a un'unificazione politica delle 2 Germanie, non tutti i rappresentanti politici della Germania Ovest erano invece concordi sui tempi e sui modi della realizzazione di tale progetto. Dopo lunghe discussioni e confronti fra le 2 fazioni, prevalse la cosiddetta seconda scuola, cioè quella dell'unificazione. La Germania si accinse a realizzare rapidamente l'unificazione, accollandosi comunque un gravosissimo carico economico. La cosiddetta locomotiva tedesca doveva pertanto partire a tutta velocità a caccia di mercati verso cui espandersi, travolgendo tutto ciò che si opponeva al raggiungimento di questa ambiziosa meta. L'equilibrio si era nuovamente rotto, come era accaduto in passato. Così come il passaggio delle monarchie feudali ai principati nuovi aveva squilibrato,
secoli prima il rapporto fra il sovrano e la classe nobiliare di turno, aprendo la strada ai potentati egemonici. E la storia si è ripetuta. E la Germania riaccese la propria vocazione all'egemonia. Mi sembra, Antonelli, è un esame molto interessante e molto affascinante che ci spiega tantissime cose dei problemi dell'attualità. Purtroppo il tempo è tiranno e sta per finire. Io darei, poi ci ricollegheremo con lei un sabato prossimo e così continuiamo a parlare, ma già dall'esposizione di oggi ci sono diversi spunti che sicuramente i nostri ascoltatori hanno colto. Possiamo dare un suo numero di telefono per chi volesse mettersi in contatto con lei ed avere eventualmente il suo lavoro o stampato o in forma di rete e di telematica? Do il suo numero di telefono? Possiamo darlo? Sia il cellulare che il... Ecco, allora lo diciamo perché la trasmissione sta per concludersi. 02 28 71 403 e per il cellulare 333 95 91 632. Ripeto, 02 28 71 403 perfetto. Oppure 333 95 91 632. Non mi lascia neanche 2 minuti per... purtroppo la radio è spietata, sta per concludersi la trasmissione. Ci ha dato però la chiave, le assicuro che è stato chiarissimo, Antonelli, ci ha dato la chiave di lettura per capire perché il passato ha moltissimo condizionato poi le scelte che stiamo subendo. Di questo Prego, concluda. Storico ne sono convinto. Certo. Va bene, la ringrazio molto. Noi proseguiremo questa benissimo. interessante esplorazione storica e avremo modo di riparlarne e di discutere e magari anche attraverso degli interventi dei nostri ascoltatori. Per adesso oggi la trasmissione è davvero finita e la ringrazio tantissimo. Io ricordo anche il titolo dell'altra sua opera che è Saggi critici di filosofia politica, altrettanto interessante, oltre a quella da cui abbiamo appreso oggi degli stralci, la crisi dell'Europa tra equilibrio e egemonia. Grazie infinite, io saluto tutti. Grazie, prego, saluto tutti, un grande abbraccio padano, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Alle ore 10:40 su RPL